Conto alla rovescia per il tavolo di partenariato in cui la Regione presenterà l'aggiornamento sul PNRR, argomento all'ordine del giorno, ma che sarà anche l'occasione, come annunciato nei giorni scorsi dalle parti in causa, per discutere dell'introduzione o meno dell'addizionale IRPEF in Veneto. Faremo vedere il punto della situazione e comprendere se le risorse che il Veneto si merita di avere stanno arrivando nel tempo, con la preoccupazione che il 2026 è dietro la porta, che è l'anno in cui bisogna fare le opere e rendicontarle, se no si rischia di perdere le risorse. Poi se nel corso della discussione dovesse emergere anche quello che è emerso nel corso del precedente tavolo, io credo che il Presidente cercherà di comprendere qual è l'orientamento delle associazioni di categoria e dei sindacati, e da lì cercheremo di capire se è il tempo o meno di un'addizionale IRPEF. Nei giorni scorsi il governatore si era detto contrario alle tasse, ma se tutti al tavolo si fossero trovati concordi non avrebbe escluso la possibilità di introdurre l'addizionale. Unica regione in Italia a statuto ordinario che non tassa i propri cittadini con l'IRPEF, e quindi prima di fare un passo come questo credo che giustamente voglia che sia largamente, se non in maniera unanime, condiviso, proprio perché ne va meno dello sforzo che è stato fatto nel corso di questi anni di far sì che la nostra regione, attraverso una razionalizzazione dei costi, potesse non applicare l'addizionale IRPEF.